saluto e benvenuti amici della Lega Calcio 8 per questa quarta giornata di campionato di Serie A. Si affronteranno la Lazio e il BMD Gianicolo. Biancocelesti ancora in cerca della prima vittoria stagionale, il BMD vuole continuare la sua striscia positiva. Striani in avanti sull'out di destra, Striani rientra, pallone a cercare Nanni, Nanni finta di venire incontro, libera il sinistro, palo. Nanni riceve il pallone sulla rimessa laterale, punta al diretto avversario, Pantaleoni fa fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione da posizione interessante, il pallone buttato dentro, la deviazione di Striani è l'1-0 della Lazio, biancocelesti in vantaggio, Striani porta in vantaggio la Lazio, 1-0. Calcio d'angolo per i biancocelesti, pallone viene messo dietro il velo, arriva Nanni, 2-0, raddoppio della Lazio, Nanni porta la Lazio sul 2-0, schema da calcio d'angolo, 2-0 della Lazio. Medina avanti con Mirante, Mirante resiste alla carica, Mirante si sposta il pallone sul sinistro e il tiro, palo pieno. Calcio d'angolo per il BMD Gianicolo, pallone dentro, Mirante, il 2-1, accorcia le distanze, il BMD Gianicolo con Mirante, grande stacco in mezzo all'aria che accorcia le distanze. Pantaleoni riceve palla sull'out di destra, Pantaleoni pensa al tiro, lo prova, gran risposta di Mastro Pietro. Striani si gira, Striani cerca il dribbling, poi serve Rizzo al centro del campo, Rizzo con il sinistro, è un gol fantastico di Rizzo che porta il risultato sul 3-1, allunga ancora la Lazio sul BMD Gianicolo. Calcio d'angolo del BMD Gianicolo, pallone messo fuori dal difensore della Lazio, in anticipo il difensore del BMD Gianicolo, un errore, Nanni con il tacco, Nanni, un gol fantastico, Eurogol di Nanni, 4-1 della Lazio, che giocata del numero 10 biancoceleste. Striani riceve il pallone, Striani punta al diretto avversario, va sul fondo, poi rientra con il sinistro Striani ed è un gol fantastico anche questo, 5-1.